in corso dalle 9 di questa mattina l'ora del personale di Trenitalia proclamato dai sindacati FILT, CGIL, FIT, CISL e Will Trasporti. L'agitazione della durata di 8 ore si concluderà alle 17 di oggi, lunedì 6 maggio. Nelle principali stazioni del Veneto oltre la metà delle corse risulta cancellata, costringendo i passeggeri a rivedere i propri programmi di viaggio. Al centro della mobilitazione c'è il rinnovo del contratto collettivo nazionale della mobilità, scaduto il 31 dicembre 2023. Dopo 16 mesi di trattative, spiegano i sindacati, nonostante alcuni passi avanti, restano ancora distanze significative per arrivare a un contratto adeguato alle nostre richieste. Rimborso o cambio del biglietto. Trenitalia informa che i passeggeri coinvolti dallo sciopero possono chiedere il rimborso integrale del biglietto fino all'ora di partenza per Intercity e Frecce, entro le 24 ore del giorno precedente per i treni regionali, oppure riprogrammare il viaggio secondo la disponibilità dei posti alle stesse condizioni di trasporto. Per ulteriori dettagli sono disponibili il sito e l'app di Trenitalia, il numero verde gratuito 800 89 20 21, le biglietterie e i punti di assistenza. Allora, sono passato questa mattina sempre al Mix Market. C'è Giulia che non vuole farsi riprendere, ma vabbè, cosa volete? Dice che non facciamo le riprese fatte bene, e vabbè. Comunque, a parte così le battute, qua veramente io sono veramente così anche un po' stupito che in un locale è abbastanza grande, ma non è grandissimo, e ha veramente un assortimento incredibile. Io sono consumatore di tè, lo uso spesso, e veramente c'è un assortimento di tè. Qualcuno anche mi ha fatto qualche regalo tempo fa del tè, proprio questo, buonissimo. C'è il tè sia solubile, tra l'altro mi diceva che c'è anche quello per l'estate, sia per l'inverno solubile. Poi mi hanno so perché mi ha messo in mano questo, non lo so, effettivamente io sapete che chissà, forse un invito, non quella Giulia ovviamente, ma vabbè, passiamo alla battuta. Comunque, a parte questi scherzi, io vi consiglio di fare un salto perché veramente c'è una varietà di cose incredibili, buonissime, e veramente passate qui al Mix Market.